L'avevamo lasciato con un finto pacco bomba in mano mentre tentava di assaltare una banca a Castelfranco Veneto. Lo ritroviamo a scrivere poesie nella cucina di casa, ospite della famiglia del fratello a Campo San Piero. Danilo Cappelletto è stato condannato a 18 mesi con la sospensione condizionale della pena. La procura aveva chiesto un anno in più, ma il giudice non gli ha contestato l'aggravante né della crudeltà né della recidiva. Rapinatore per la crisi, disoccupato e indebitato dopo il fallimento della sua impresa edile. Le ditte dove lavoravo, dove ho preso materiali o cose, insistevano a chiamare, le banche continuavano a chiamare, io sono andato in più istituti di credito per cercare di avere un credito, avere un prestito da qualche parte, ma nessuno me l'ha dato. Non ha minimamente minacciato, se non appunto inizialmente dicendo che aveva questo esplosivo, e ha chiesto addirittura che gli venisse aperta la botola affinché si potesse allontanare senza creare ulteriori, problemi. Tantissimo mi sono pentito per me, mi sono pentito per quelle persone mi sono state vicine, perché mio fratello, io sono qui ospite del mio fratello e mia cognata, mio nipote, sono pentito per le mie figlie. Ora il 43enne lancia un appello per un lavoro onesto. Io sono 30 anni che faccio il muratore, so adoperare tutta l'attrezzatura EDI, so adoperare macchine scavatrici e tutto quanto, io il mio lavoro lo so fare. Sta solo alle persone che mi diano un po' di fiducia, di farmi provare, vedere quello che so fare. Per quelli come lui quest'uomo chiede pietà. Possiamo aiutare anche gli altri e cercare di rendere la vita un po' di tutti un po' migliore. In questo mare di disperazione, scrive nei suoi versi, chiede che la sua barca non venga ammaliata dalle cattive sirene. Trovi la giusta strada per una vita degna. Dio, aiutaci.